Primo ospite del telegiornale da Udine, Federico Simeoni, portavoce del Fronte Friulano. Simeoni, senta, ha sentito l'intervento del governatore Lombardo in Sicilia, che praticamente non solo dice chiaramente noi qui facciamo quello che vogliamo, ma addirittura ha portato avanti un progetto molto interessante, cioè ha inventato un nuovo sistema di fare economia in Italia, nel senso spendi che poi qualcuno comunque i soldi te li dà. Ma qui sarebbe interessante capire gli accordi scritti che erano stati presi ai tempi della formazione della Costituzione italiana sull'autonomia della Sicilia, che a differenza di tutte le altre regioni italiane sappiamo che ha un'autonomia antecedente al voto della Costituzione italiana. Probabilmente qui ci sono anche gli accordi figli dello sbarco americano in Sicilia nel 1943 che probabilmente determinano un'autonomia, una capacità di spesa che lo Stato italiano deve riconoscere alla regione siciliana purché questa rimanga all'interno dei confini nazionali. Insomma, come si dice, mi permetta. Questo non lo sapremo mai se non probabilmente a Italia finita. Italia finita speriamo nel senso buono, no? Perché l'Italia in teoria dovrebbe essere già fatta di quello che ci risulta dai libri di storia. Poi la realtà è un'altra, no? La realtà è un'altra anche perché chi continua a pagare questa unità sono i soliti noti, ma con i tempi che corrono credo che la gente ormai non abbia più la pazienza di poter sopportare oltre. E il Fronte Friulano cosa farà, Simeoni, in vista delle amministrative? Correrà da solo oppure comincia, come si dice, a cercare alleanze? Ma no, noi stiamo già lavorando da parecchio tempo per cercare di coalizzare un po' quello che è la galassia autonomista indipendentista friulana, perché la nostra, lo ammettiamo con umiltà, è una realtà piccola e le regole che sono state imposte per correre nelle competizioni elettorali sono così complicate, sono state fatte apposta per impedire un ricambio e la formazione di concorrenti nuovi. Pertanto noi stiamo cercando di mettere d'accordo e mettere insieme un po' tutti, anche perché non abbiamo la pretesa di andare a rappresentare il Fronte Friulano come per piantare la bandierina, ma cerchiamo di creare una coalizione politica che possa dare degna rappresentanza all'autonomia friulana. Grazie a Federico Simeoni, portavoce del Fronte Friulano, per il suo intervento. Secondo ospite in studio, questa volta invece qui a Pordenone, abbiamo Gianni Sartor, coordinatore del MAF, Movimento Autonomista Friulano, destra tagliamento. Prima ho detto destra occidentale, ma il bello della diretta è anche questo, non è tutto registrato, andiamo tutto live dal vivo. Sartor, la domanda nasce spontanea e la rifaccio stessa cosa avevo chiesto a Simeoni. Questo movimento autonomista, insomma questo gruppo, questa sorta di galassia autonomista, riuscirà magari un domani a mettersi insieme per cercare di fare una vera coalizione capace di portare quelli che sono i veri valori del Friuli e a far conoscere in Italia che esistiamo anche noi? Questo è il discorso. Beh, penso che sia una condizione imprescindibile questa, anche perché l'amico Simeoni ha dichiarato di essere a capo di un piccolo movimento. Noi non è che possiamo dire che siamo molto più grandi di loro, quindi è necessario e assolutamente in questo momento di confusione, di marasma totale nel campo politico e di coalizzarci per cercare di rappresentare insomma meglio quelle che sono le istanze della nostra regione. Onestamente, ecco. Fuori dai denti, mi raccomando, siamo in televisione, fuori dai denti in senso libero. Ha sentito ieri cosa ha detto Lombardo in televisione? Beh, ho sentito, sì, e in teoria Lombardo dovrebbe essere riferimento per noi autonomisti, ma io già all'epoca nel 2009... Tra l'altro Lombardo era il vostro rappresentante anche a Roma, no? Sì, non mio, perché io nel 2009 ho ricevuto diverse pressioni per mettere la colomba la colomba è volata via dell'MPA, ma io all'epoca sostenevo che l'Aquila del Friuli non poteva essere d'accordo con la colomba. Ma alla fine, mi permetta, la colomba è volata via perché non andava d'accordo con l'Aquila o forse perché... No, perché io ho voluto distinguere quelle che sono le elezioni politiche dalle elezioni amministrative. Il problema grosso che noi abbiamo qua in Friuli è che abbiamo perso l'autonomia dopo 20 anni comunque di Lega e di proposte federaliste. Ci troviamo a uno Stato centrale che ci sta opprimendo fuori da ogni limite.
quindi è giusto quello che ha detto Simeoni, l'autonomia l'abbiamo solo nella carta e stiamo perdendone continuamente. Perché? Perché comunque invece di amministrare, questi personaggi che siedono in regione sono dei vassalli dei partiti romani, quindi è chiaro che sono ricattabili, dicono vabbè, vi leviamo delle competenze, state zitti, se no la prossima volta non siete candidati. Noi qua in Friuli abbiamo bisogno di gente libera e gente nostra soprattutto. Ma ce la faremo? Questa è la domanda. Ce la faremo di tutto per riuscire in questo intento, perché diventa imprescindibile la cosa. Da una parte si stanno massacrando, il centrodestra si stanno massacrando perché anche il centrosinistra propone dei candidati che non sono neanche friulani. Dall'altra parte quello che dovrebbe essere il nuovo, la lista di Grillo, mi risulta che si stanno scannando per i posti. Perché voi curricula per contattare la... Ma noi siamo più ruspanti, siamo più di origine, più di origine contadina. Si trova lì, no? Davanti si trova, se le idee sono buone, le persone sono oneste. Poi parliamoci chiaro, ci si siede davanti a un bicchiere di vino, una bella mangiata. Fra l'altro io sono anche un friulano anomalo, perché con la scusa che sono sempre in macchina vino non ne tocco proprio, quindi lei, acqua naturale. Insomma dai, si può festeggiare un po' con tutto. Sì, certo. Grazie a Gianni Sartor, ci rivediamo la prossima settimana? Volentieri. Di qua più o meno. Volentieri. Bene, andiamo avanti con il discorso. Bene, d'accordo. Bene, grazie a Gianni Sartor, andiamo avanti con il giornale.